a fine giugno, poi tutto luglio, ancora abbiamo visto nei primi giorni di agosto, si sono susseguite tutta una serie di precipitazioni molto abbondanti che hanno creato non pochi problemi in vigneto, sia problemi di come dire, suolo umido, la vite, il vigneto bagnato, le foglie si sono sviluppate troppo e di conseguenza la luce non illumina il frutto, l'uva. E quindi ecco che le condizioni ottimali del vigneto, che sono giornate soleggiate e notti fresche e arieggiate, non si è venuta a creare. Anzi, si è venuta a creare una situazione un po' preoccupante anche sotto il profilo sanitario delle uve. Oggi siamo tutti con il naso all'insù, attendiamo il sole perché? Perché il sole può creare quelle situazioni di cui dicevo, giornate calde, notti, quindi si aspettano notti asciutte, fresche, con quella escursione termica che serve proprio all'uva per maturare nelle condizioni ottimali. Di fatto la vendemmia è già iniziata? Allora, da ieri c'è stato il via libera ufficiale da parte della Regione, poi per quanto invece concerne la vendemmia vera e propria, tra qualche giorno si inizierà con le varietà, con i Pinot, quindi con le basi spumanti, per poi via via seguire tutte le altre, il Glera che è un vitigno importantissimo per la nostra regione, si inizierà attorno al 10 di settembre, poi via via tutti gli altri vitigni. Cosa si può in sostanza dire? Che se arriva il sole e quindi le giornate calde, di quelle che veramente asciugano l'umidità in vigneto, si può raddrizzare una situazione che al momento invece sta destando qualche preoccupazione.